Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Oggi vi voglio parlare voglio più che altro che parlare, rispondere a una domanda che una mia amicizia mi ha fatto su cosa penso della Genese. Un'amicizia al nome Carmen. E così gli rispondo, ma prima di fare questo il vostro Marietto Veneziano vi chiede di iscrivervi al canale YouTube di Ildegare Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gloriosi gruppi Facebook, ed è inutile dirlo per gli altri, ci dispiace, ma i migliori iscritti al mondo Facebook li ha Ildegare Marietto Veneziano, chiaramente una battuta, e naturalmente anche nel nostro gruppo Facebook, Telegram, in cui il legale Marietto Veneziano coadiuvati da Milas tengono un percorso esoterico gratuito a lunedì sera alle 20:30. Siete tutti invitati, siamo circa 180-190 e se avete bisogno dei link sono sotto in descrizione. Se ci sono dei problemi chiedete pure a Milas, che è sempre ben disponibile a aiutare ed è molto gentile, è una persona molto corretta e gentile ad aiutarvi a entrare. Se vi scappa anche un super like e anche un bel commento sotto la descrizione, il vostro Marietto Veneziano scodinzola sempre come Rintintin. Bene, parliamo un po' di questa Genese, ma prendiamo un po' il discorso alla distanza, cioè tempo indietro. Da piccolino un giorno il capitano degli Alpini mi diede un sasso rosso, e mi disse che questo sasso era molto energetico, e quando il vostro Marietto si sentiva male o aveva la febbre doveva andare vicino a questo sasso, e questo sasso lo avrebbe ricaricato. Chiaramente io a queste cose qui non ci credevo, avevo messo questo sasso praticamente in uno sgabuzzino, e un giorno stetti male. E cosa successe? Stavo così male, ero piccolino, avrò avuto 6 o 7 anni, che ho pensato, le ho provate un po' tutte, adesso provo con questo sasso. Mi sono avvicinato a questo sasso era un bel sassone, però ho sentito proprio delle energie benefiche, e dopo 3 o 4 ore il Marietto era di nuovo bello pimpante, pronto a fare le sue birichinate. Quindi mi è successo altre volte che avvicinandomi a dei sassi o delle pietre o anche ai cristalli sentissi effettivamente la loro energia. Però è importante sapere che questi sassi erano lontani da me, e solamente quando io avevo bisogno casualmente io mi avvicinavo. Poi col tempo chiaramente ho cercato delle soluzioni, e con la radionica poi la cosa è andata molto più, come si suol dire, all'abbraccio, molto più facile, per il semplice fatto che i circuiti radionici lavorano con l'onda di forma e si possono attivare e disattivare a piacimento, e quindi si può lavorare con una determinata sicurezza. Poi chiaramente negli ultimi 10 anni sono arrivate delle ondate di New Age dall'ovest e dall'est, che il Padre Eterno ci salvi. E già anni fa c'erano delle persone che volevano che io diventassi moderatore nei loro gruppi che proponevano Genese, perché avevano visto che io, insomma, in un certo senso ero un po' seguito dalla gente che usava la radionica. Purtroppo gli spiegai in quel tempo che io alla Genesa, o io queste strutture che effettivamente non conosco però ho testato, non andiamo d'accordo, perché finché un sasso o una pietra che emana delle vibrazioni naturali e che io posso deporre o allontanare a mia discrezione, questo va bene, perché voi sapete che gli oggetti tengono le memorie. Ho fatto anche delle pillole al riguardo, nelle stanze, nelle case ci sono le memorie, e quindi bisogna in un certo senso essere sempre guardinghi a non avere o mobili o oggetti che tengono delle memorie negative. Ma questo chiaramente non riguarda la Genesa. Se voi misurate a livello di Bovis una Genesa, molto spesso, se è fatta bene, è alta di energia, molto alta. E il problema cos'è? Che se voi vi sedete se voi avete bisogno di corrente elettrica, la corrente elettrica va bene, no? Voi accendete col ditino, l'indicino, la luce, e la corrente elettrica va bene. Ma se voi vi sedete sopra una centrale nucleare, la corrente c'è, però va meno bene la situazione, e il vostro fondoschiena dopo un certo punto si arrostisce o va in cancrena, e via dicendo. Ad esempio, questo è un esempio molto, come si suol dire, amplificato, però il concetto è lo stesso di queste attrezzature da New Age che sono arrivate. Effettivamente rilasciano delle energie benefiche, però
Il problema è che non possono stare troppo a contatto con l'essere umano, per esempio come alcuni circuiti non possono stare più di 3-4 giorni in una stanza proprio per il semplice fatto che dopo la saturano. Sebbene il corpo umano ha un corpo eterico che può impiegarsi fino a un mese per essere saturato, e dopo alcuni circuiti non fanno niente, ma altri invece proprio bruciano il corpo eterico. Quindi la genesa è un grandissimo, come si suol dire, circuito radionico in grande stile, fatto anche bene, che se usato adeguatamente, come l'acqua in fondo, no? Se uno ha sete, un bicchiere di acqua se lo può fare, anche 2, anche 1 litro, ma non più di 1 litro al giorno, 1,5 litri, se no muore annegato o magari si spacca lo stomaco e muore di emorragia. La genesa non sfugge a queste regole, cioè ci vuole la saggezza, bisognerebbe usare il circuito radionico, il quadrante radiostesico per valutare quante ore uno può mettere in una stanza. Oggigiorno ci sono persone che lasciano la genesa nella stanza e la lasciano lavorare per più di un mese. Dopo più di un mese, che è già tantissimo, il corpo eterico di una persona incomincia ad avere qualche problema. I problemi non si vedono subito. Io conosco gente che l'ha usata e dopo anni ha avuto problemi serissimi, proprio per il semplice fatto che ha bruciato il suo corpo, i suoi corpi sottili. Quindi non voglio fare terrorismo, però per chi ha delle genese vi consiglio di usarle con attenzione, chiedere sempre il pendolino con un quadrante radiostesico del sì e del no, il modo in cui poterlo utilizzare nel modo più semplice e senza aver danni collaterali. Io personalmente ci sto lontano per il semplice fatto che ho già visto cosa fanno certi effetti collaterali alla distanza. È chiaro che come New Age affascina, perché come spiego sempre nelle micropillole, la strada che porta nel basso astrale è sempre lastricata d'oro. Quindi quando noi vediamo questi prodotti New Age creati negli ultimi 20-30 anni, dobbiamo sempre avere le orecchie come il topo Gigio. La radiestesia e la radionica esistono da più o meno 6.000 anni. Se poi andiamo a vedere nelle piramidi, troviamo dei circuiti radionici fatti chiaramente sulla pietra che hanno più di 30.000 anni, ma questo poi sconfina le nostre conoscenze. Noi già se riusciamo ad arrivare a 6.000 anni fa possiamo essere contenti. Quindi chi ha una genesa sono felice per lui, però le consiglio solamente di usarla con parsimonia, massimo un 15-20 giorni al mese, e poi chiedere sempre al pendolino se va bene quel prodotto per quella determinata azione. Poi è chiaro che ognuno, se poi le vende, tirerà l'acqua sul mulino. Io sotto questo profilo ci sto lontano per il semplice fatto che poi se una persona se la dimentica in sala per più di 15 giorni, 20 giorni, massimo un mese, poi dopo fra 10-15 anni avrà qualche problema di saturazione eterica. Il corpo, dopo una botta di una genesa di più di un mese, il corpo eterico, scusate, per potersi riassestare ci mette 1 anno, 1 anno e mezzo, un corpo normale sano. Un corpo già malato, dopo 1 anno e mezzo si prende una bella sventola. Bene, detto questo, non voglio fare terrorismo, era solamente per spiegare come la penso io con la genesa. Sono contento per chi ce l'ha, ma io gli sto lontano. Grazie cari amici e alla prossima, ciao.